Io spero che poi anche la giustizia trovi, come si può dire, la via di uscita per capire che un volontario che fa volontariato è un atto di disponibilità, non se li trovi poi nei guai, perché altrimenti finisce il volontariato in Veneto. Lo scenario dipinto dal governatore del Veneto è estremo ma non impossibile, un blocco completo del volontariato in tutta la regione, scaturito dal caso Molinetto della Croda, vista l'alta adesione del mondo delle associazioni attorno alla Proloco di Refrontolo e al suo presidente Walter Scapol, rinviato a giudizio per la tragedia del 2 agosto 2014, quando si scatenò l'inferno causando la morte di 4 persone. La ferita è sempre aperta e non si rimargina. Non solo lo sciopero dell'attività delle associazioni di Refrontolo, alpini compresi, anche la decisione di chiudere lo stesso Molinetto dal 19 giugno e poi la raccolta firme da tutto il Veneto da portare a Roma. Hanno tutta la mia solidarietà. Perché, sottolinea Zaia, non è possibile puntare il dito contro chi, come Walter Scapola, ha sempre lavorato per mantenere viva la tradizione e l'associazionismo. Ha un'unica colpa, di aver dato gratuitamente un capanoncino che pochi giorni dopo sarebbe stato utilizzato per la sagra del paese nello stesso posto, come accade da decenni.